Viviamo in un contesto mondiale difficile. Oggi è molto importante creare delle comunità accoglienti per quelle persone che davvero stanno cercando un rifugio, un luogo dove vivere una vita migliore e cercare, e d'altro canto impegnarci anche perché la migrazione diventi sempre di più una scelta e non sia un obbligo. Questo è il messaggio della Chiesa verso le nuove emigrazioni che è riecheggiato sulla piana del Cansiglio nel corso del 33esimo raduno delle sezioni dei Trevisani nel mondo e nella 16ª edizione della Festa dei Veneti nel mondo. Emigrazione, un fenomeno globale che oggi come ieri coinvolge ogni nostra comunità, partendo dai nostri giovani che lasciano la Marca e il Veneto per condizioni economiche migliori. Noi siamo un paese che manda ancora fuori tante persone, tanti giovani, non per catar fortuna, ma perché sperano di avere altrove una situazione migliore rispetto a quella che l'Italia è in grado di offrire. Un problema grave è che noi non riusciamo a essere un paese che richiami questi giovani, oppure che richiami giovani che vengono da altri stati, da altre nazioni, che vengono a lavorare in Italia. Ripensare dunque sia la nostra giovane immigrazione, ma anche il fenomeno migratorio perché siano gestiti e non subiti. È un fenomeno che non si può arginare, bisogna governarlo, e per far questo noi abbiamo un elemento in più che è l'esperienza di coloro che dalle nostre terre sono partiti. Ma allora cosa fare concretamente? Dobbiamo creare delle condizioni perché le persone che vengono nel nostro territorio non si sentano perennemente ospiti, talvolta indesiderati, ma dobbiamo creare le condizioni perché possano integrarsi. Da qui l'iniziativa pilota della Regione al momento nel Bellunese per la formazione di collaboratrici familiari da integrare nelle comunità. Abbiamo lavorato proprio per partecipare a un bando legato ai progetti FAMI, proprio dati dalla Comunità Europea, per poter sperimentare le assistenti familiari di quartiere, per permettere a queste persone proprio di entrare anche nel mondo del sociosanitario. Quello che stiamo cercando di portare a termine è un'opportunità in cui le persone possano avere anche un'opportunità abitativa, e in questo caso si lega a quello che il Presidente Stefani sta portando avanti rispetto ai 50 milioni di euro che legheranno poi i prossimi bandi. Progetti e obiettivi in una giornata dove quel catar fortuna all'estero di generazioni oramai scomparse rimane indelebile nel cuore di figli e nipoti, come testimonia chi, pur di essere presente sulla piana del Cansiglio, ha preso il primo aereo dall'Argentina per l'Italia. Vivo in Argentina, sono nata lì e amo l'Italia. Sono venuta qui perché tutti i miei cugini abitano qui. Cosa significa essere migrante in Argentina oggi? Per me tanti ricordi. Sono molto emozionata di poter stare qui in questo giorno. E tutta la sera sarà illuminata.